Cioè sicuramente qui mi ha formato il mio modo di pensare, il mio modo di vedere, o il mio modo di così realizzare il mio concetto dell'arte. Ecco, lì inizio così, forse in qualche modo anche inconscio, però c'è già quel bagaglio dietro che voglio andare via da casa. Quindi ho inventato questo messaggero, questa figura messaggero che rappresenta per me un portatore di messaggio, con un bagaglio, una valigia che vado in giro ogni luogo 7 ore al giorno per captare più informazione possibile. Ecco, questo è il mio così iniziale del mio percorso, no? Diciamo, il mio idea iniziale. È chiaro che il mio lavoro è basato sulla vita proprio perché è su mia vita, nel senso che uno che andando via fuori dalla propria casa, quindi vai a cercare un'altra casa. Quindi per me ogni cosa che ruota intorno a me è così importante. Allora, quale è poi questa importanza di affrontare questa realtà così particolare, così opposta, oppure così diversa, così nuova? Quindi bisogna usare varie soluzioni, chiamiamolo strategia di stare in piedi, di stare in forma, di stare proprio forte. Quindi è prima diciamo, insegnamento, consiglio che ci ha lasciato il genitore, di stare in equilibrio. Equilibrio praticamente è una forma di saggezza, praticamente, no? Che cosa è poi la saggezza? Equilibrio. Allora lì ho fatto questa performance proprio su pallone, che l'ho allenato un anno per stare in equilibrio. Questa è già quest'opera, questa forse l'ho realizzata 20 anni fa, 15, non mi ricordo. 15. Comunque, sì. Questo è proprio per misurare la capacità estrema di ognuno di noi, siamo capaci di farlo. Bene, grazie allora Halim.